Siamo con Stefano Russo, autore di una doppietta per l'Oratorio San Vincenzo nel match vinto contro gli Emiri, una partita decisa dai tuoi due gol più una svirgolata. Mezzo autogol. Raccontaci un po' com'è andata la partita. Allora, sicuramente è stata una partita molto tosta, molto maschia, piena di duelli. Il primo tempo non mi aspettavo dei ritmi così bassi in realtà, però forse anche motivo di una fase di studio, diciamo, tra le due squadre, quindi gli avversari molto forti anche loro tecnicamente, quindi intanto facciamo i complimenti a loro. La partita poi il secondo tempo si è vista pienamente la qualità delle due squadre che anche loro stanno lottando per entrare ai playoff come noi d'altronde, quindi questi 3 punti erano fondamentali per il proseguo e per il nostro obiettivo. Rientrati in campo nel secondo tempo, pronti via, 15 secondi, subito in gol. Pronti via sì, però diciamo, gli avversari hanno lasciato una plateria, quindi non potevo non infilarmi in porta, diciamo, con tutto il pallone. Poi lì davanti un attaccante deve fare gol, diciamo che poi questi errori se no si pagano e quindi il primo pensiero è stato quello di metterla dentro, ovviamente. Terza vittoria consecutiva, ora arriva il Cosme e Damiani. Come continuare senza montarsi troppo la testa? Allora, noi dobbiamo continuare sempre sulla nostra squadra, cioè sulla nostra testa, sulla nostra strada, quindi giorno dopo giorno allenandoci, non guardando soprattutto i risultati degli altri campi perché potrebbe essere una cosa molto a sfavore, diciamo che mentalmente ci potrebbe anche destabilizzare, quindi noi continueremo a fare il nostro, sicuramente sono 3 vittorie che danno morale, quindi che vincere aiuta a vincere si dice, quindi continueremo così e poi vedremo come andranno a finire le altre partite.